Si svolgerà domani l'udienza di convalida del fermo di Stefano Fattoretti, 50enne accusato del tentato omicidio della convivente 51enne infermiera dell'azienda ospedaliera di Padova. Pare che l'uomo poco prima di accoltellarla alla schiena l'abbia picchiata, poi è scappato ma è stato rintracciato e cerchiato dai carabinieri poco lontano dall'abitazione di via Cafassa, Larcella. Visti i precedenti, il pubblico ministero chiederà la detenzione in carcere. Fattoretti era stato in cella 6 anni per l'omicidio di una sua ex nel 1999 e poi per stalking. Il compito dello Stato di rieducare durante la pena chi commette un reato, il compito è fallito. Nei casi di violenza sulle donne, di maltrattamenti, purtroppo la recidiva è abbastanza alta. Abbiamo casi in cui appunto uomini anche che hanno scontato la pena e poi intraprendono una nuova relazione continuano ad abusare della propria compagna, e proprio perché manca un percorso di rieducazione, peraltro previsto dalla nostra Costituzione, proprio per questo tipo di reati, che non può essere un percorso standard, ma deve lavorare proprio sulla cultura che porta il nostro paese ad essere ancora a un livello molto arretrato rispetto appunto ai diritti delle donne, al diritto delle donne di vivere libere dalla violenza. Dal Centro Veneto Progetti Donna di Padova, che segue le vittime di violenza, oltre 1100 quelle ascoltate nel 2021, il consiglio a tutte le donne di evitare di contrarre da sole il proprio ex nel periodo della separazione. Quello che consigliamo alle donne è di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine, di non accettare appunto questo tipo di momenti di apparente chiarificazione o di apparente tranquillità, e di chiedere aiuto al centro antiviolenza, ma soprattutto ecco, di non sentirsi sole, di non andare da sole a questo tipo di incontri, perché sappiamo purtroppo che una parte dei femminicidi avviene anche in queste dinamiche. Nel frattempo, la 51enne accoltellata, ricoverata in azienda ospedaliera e sottoposta a intervento chirurgico, è stabile. La conferma arriva dai sanitari che la stanno curando. Non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, si procederà all'affidamento di una consulenza medico-legale per accertare i particolari dell'aggressione.